the theater, but never come late. I never bother with the people I hate. That's why the lady is a tramp. Questa è la prima serata di una rassegna jazz voluta fortemente dal Comune all'interno di Ostiglia d'Estate 2022. C'è Valentina Mattarozzi con il suo quintetto, poi proseguirà in realtà la rassegna con altri 3 eventi di rilevanza nazionale e internazionale con artisti come Francesca Bertazzo, Fabrizio Bosso, il suo trio e concludiamo il 3 di settembre, se non erro, con Scott Hamilton, questo grande sassofonista, e con il suo quintetto. Quindi sì, una bella iniziativa. Una location fantastica, storica, importante per Ostiglia e tutto il circondario, quindi io sono entusiasta di essere il direttore artistico e mi auguro che ci sia un proseguo, però il Comune ha intenzione di proseguire a investire sulla cultura e sulle attività artistiche e sugli eventi, quindi credo che possa essere il trampolino di lancio per un futuro sempre radioso, sempre più ricco di eventi e di opportunità. Meraviglioso poter avere l'onore e anche l'onere in un certo senso di far ripartire il jazz proprio qui a Ostiglia e con questo quintetto pazzesco capitanato da Massimo Tagliata al piano e al basso Max Turone, alla batteria Umberto Veggenovese e al sax tenore Igor Palmieri, il mantovano Igor Palmieri. Il programma è una visione abbastanza un po' globale, diciamo, del jazz, quindi faremo degli standard più o meno conosciuti, come può essere, non so, This is Trump o God Bless the Child di Billie Holiday, affiancato a qualche blues, come può essere St. Louis Blues, che è il primo blues della storia della musica che ha avuto il copyright nel 1918, anche se è un blues del 1904, e affiancati ad alcuni brani miei, scritti da me. C'è tanta gente, ci sono tanti giovani e quindi pur essendo una musica di nicchia, una musica un po' particolare, comunque vede l'attrazione di tantissime persone. L'abbiamo inserito nel calendario di Ostiglia d'Estate, è un esperimento, saranno 4 serate, le prossime serate sono il 27 e il 28 di agosto e poi ci sarà l'ultima serata a settembre. Noi confidiamo che anche le altre serate abbiano il successo che sembra avere questa sera e quindi sarà anche un impegno da parte dell'amministrazione di valutare un proseguio per i prossimi anni. But God bless a child that scars on